Questo posto dimostra che c'è una visione di società che non lascia nessuno indietro, quindi io sono veramente grata alla Lega del Filo d'Oro e sono anche orgogliosa da marchigiana che nel nostro territorio ci sia questa impostazione, il fatto di riuscire a consentire a ciascuna persona di essere autonoma, di farcela, quindi è un modo molto bello di mettere in atto anche la nostra Costituzione. Per questo a me fa piacere oggi essere qui e inaugurare questa struttura che sarà una struttura di eccellenza e quindi è motivo oggi di grande soddisfazione. Per il Paese il messaggio che è che noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli per il pieno sviluppo della persona umana, ce lo dice l'articolo 3 della nostra Costituzione e dunque questo si può fare e la struttura qui della Lega del Filo d'Oro dimostra che questo può essere un investimento che va a vantaggio di ciascuno e quindi vuol dire che non si deve pensare che chi ha dei problemi fisici sia un peso alla società. Ecco, questo è il messaggio e qui il Filo d'Oro dimostra che invece ogni persona ha un potenziale ed è giusto metterlo a frutto.